Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il programma Alle porte della storia. Un appuntamento speciale, molto particolare e soprattutto emozionante. Anche perché cosa avete visto all'inizio della puntata? Una sequenza di passi musicali. E infatti oggi la sede museo del Gremio della Mercede, questa bellissima cornice, la casa del Gremio, ci fa capire che cosa esattamente il Gremio della Mercede fa per il piffero e il tamburo, cioè il repertorio musicale di questo gremio cittadino. Ricordate, siamo nella città di Sassari e Sassari ha diversi gremi. Solo un altro gremio, oltre il Gremio della Mercede, ha un repertorio per passi musicali, per piffero e tamburo, ed è il Gremio dei Viandanti. Oggi abbiamo potuto vedere una serie di suoni e insomma, adesso li argomenteremo. Sono certo che molti di voi hanno visto, hanno più volte indagato i nomi dei suoni, i vari suoni delle processioni e della Varada di Gandarieri. Beh, ogni suono ha una sua specificità, ogni suo contesto legato o al candeliere o alla bandiera del gremio appunto che fa questa esecuzione di passi musicali, e oggi noi ne abbiamo visto una specifica e anche, devo dire, abbondante, perché parliamo di 8 suoni, 8 passi musicali, e qui con me c'è Gianluca Lintas, Rubi Faraggio, no? Del Gremio della Mercede, e abbiamo visto anche Giuseppe Cartaro, tamburinaggio del Gremio della Mercede, che ricordiamo vive con la devozione per Nostra Signora sotto l'invocazione della Mercede. Gianluca, benvenuto. Grazie. Benvenuto tu qui nella nostra Grazie, è stata una cosa molto molto interessante, e prima di parlare un po' della tua specifica vita esistenziale gremiale, perché ovviamente è anche gremiante, dici che cosa abbiamo visto prima, la sequenza musicale. Quindi abbiamo sentito i passi musicali che si eseguono sia in occasione delle processioni sia i passi musicali che invece accompagnano il candeliere. In questo caso dall'anno scorso per quanto riguarda il nostro candeliere, che rappresenta l'antica categoria dei braccianti. Perfetto, quindi hai cominciato con il basso della bandiera. Il passo della bandiera perché è quel passo che accompagna la bandiera in tutte le processioni. Prima di tutto la festa patronale della prima domenica di ottobre, e poi le processioni generali, festa del voto, Corpus Domini, l'Assunta, e poi tutte le altre processioni, Pasqua, l'infiorata dell'Immacolata, e a tutte le feste dei gremi dove partecipiamo. Quindi sono quei passi musicali che si eseguono quando la bandiera esce dalla sede del gremio. Quindi piffaro e tamburo accompagnano la bandiera e quando la processione, no, di Nostra Signora accompagnano, no? Sì. Il simulacro di Nostra Signora. Suonano alternativamente alla banda musicale, certo. E poi l'accompagnano quando si va nella chiesa dove si festeggia, e poi anche al ritorno ovviamente. Gli amici a casa dovranno, insomma, per coloro che non se lo ricordano, che non lo sanno, lo ricordiamo noi, poi tutte le specifiche le potete trovare nelle varie conferenze che insomma sono state tenute anche da tanti altri del settore, ne ho tenuto anche io e anche pubblicazioni, ma ricordiamo che il piffero e il tamburo sono una forma di annuncio, no? Di quel qualcosa di importante che sta accadendo in quel momento durante la processione, e quindi è anche una forma di bando, perché se non ricordo male, prima della festa, poco prima, se non ricordo male il sabato della festa maggiore, c'è anche una sorta di, no? Sì, si fa una suonata a mezzogiorno insieme alle campane a festa. E come appunto dobbiamo un po' dirlo, per far capire meglio, la bandiera non è presente ovviamente in quel momento, no, però è una sorta di bando, a quel punto ecco. Però c'è già la Madonna, perfetto. È già tutto pronto per la festa in quel caso. Quindi come vedete c'è un complesso sistema sia di passi all'interno delle condizioni in cui quei simboli vengono rappresentati e devono essere mostrati al pubblico, ma allo stesso tempo anche quando, non diciamo così palesemente, visivamente si vede il simulacro, la bandiera, come abbiamo appena detto appunto durante il giorno che precede la festa maggiore, il piffero e il tamburo sono parte integrante
di questa forma gremiale così bella e importante dal punto di vista culturale che avete apprezzato prima. Continuiamo con i passi. Dopo, che cosa hai eseguito dopo il passo di bandiera? Il passo di bandiera, la prima... Perfetto. Poi il Sette Fradedi. Risetti Fradidi. Ma perché? Io una cosetta l'ho studiata, la vorrei dire, ma dimmi tu. No, dimmi tu cosa... Beh, Risetti Fradidi dovrebbero essere un antico suono che riguarda i Sette Fratelli, ma non il Monte Sette Fratelli, è questa costellazione, no? Nella nostra antica tradizione sarda, ma è un'altra puntata quella che abbiamo fatto, magari vi rimanderemo. Quello che è importante è che nel patrimonio popolare musicale è rimasta questa idea di fare questa linea musicale, appunto, e dedicarla a questa costellazione particolare. Ma nel gremio perché si fa? Perché tu hai fatto questo? Cioè, l'avete sempre fatto? È un suono che tu hai sempre visto. Sono quei suoni che io ho, diciamo, ereditato, sono quei suoni che sono stati tramandati dai fratelli Russo, Giuseppe e Angelino, che sono loro che hanno tramandato questi passi musicali, sia per le processioni, per accompagnare la bandiera, sia i passi musicali per accompagnare il candeliere. Quindi potresti anche farlo quando c'è il candeliere questo, oppure no, Risetti Fradidi? No, Risetti Fradidi no, Perfetto. per il candeliere no. Quindi è un passo che si fa durante le processioni. Perfetto. Per accompagnare la bandiera. Benissimo, quindi i nostri amici a casa capiscono quali sono le differenze per far capire bene qual è anche la struttura dei passi musicali. Quindi sono quei passi perché l'ottavino dà la melodia, il tamburo dà la cadenza, e sono quei passi musicali che si fanno anche per accompagnare il passo dei gremianti che si recano alla processione, quindi per quello non si fanno in maniera troppo veloce, perché devono comunque accompagnare quel passo dei gremianti. Bene, bene. Invece i passi che caratterizzano l'accompagnamento del candeliere sono completamente diversi, sono quelli che abbiamo visto nella seconda parte. E fra poco ci arriviamo. Perché sono quelli che appunto accompagnano quella danza, c'è il ballo sardo, c'è la danza, sono quelli che caratterizzano quel momento là, e quindi ovviamente hanno una velocità diversa perché accompagnano quel ballo. Bene, andiamo al terzo passo musicale che hai eseguito, perché ricordiamo c'è stata una sequenza di 4 passi per bandiera e 4 passi per candeliere. Il terzo passo. Anche quello lo chiamiamo passo di bandiera seconda variazione, dai, seconda variante. Passo di bandiera numero 2. Numero 2. Possiamo anche prendere questa licenza e dire così. Quando viene eseguito? Sempre quando ci si reca, quando si accompagna la bandiera. In qualsiasi tipo di processione, sì, ovviamente sì, noi sempre. Parliamo non solo nella processione che riguarda la non vostra sempre. festa. Non sempre, ecco. non c'è un qualcosa che si esegue Bene. in un'occasione anziché in un'altra, nel momento in cui si accompagna la bandiera. Quindi mi pare di capire, così magari cerchiamo anche di dirlo a coloro che ci ascoltano, questi 2 passi di bandiera, numero 1 e numero 2 chiamiamoli, sì. si possono tranquillamente alternare a vostra discrezione. Certo. Ma comandi tu, comanda un biffaro. È un Sì. biffaro che devi dire Sì. al tamburo. Sì, il tamburo deve seguire. Benissimo. Arriviamo al quarto. Il quarto è la campagnola. Questo è bellissimo, molti lo conoscono, sicuramente molti sassaresi l'avranno sempre sentito. La campagnola. Dal punto di vista musicale, senza entrare troppo nel merito tecnico, diciamo così, la melodia è una melodia che secondo te può anche, come dire, essere utilizzata sempre qua, o magari non so, in sostituzione degli altri, oppure c'è una gerarchia ben precisa? È sempre a tua discrezione? È sempre a mia discrezione, in base a come... Quindi se tu vuoi in una processione un giorno suonare solo una campagnola, potresti anche solo suonare solo una campagnola. Potresti farlo, certo. Non c'è una gerarchia in questo no. senso. Decidi al momento, in base all'ispirazione che... Anche questo suono ti arriva dalla tua esperienza legata ovviamente alle persone che tu hai ascoltato e hai frequentato, no? Dal punto di vista musicale, gremiali, quindi hai detto prima comunque Giuseppe Russo. Sì, io il primo ottavino che ho acquistato era stato costruito da Giuseppe Russo 25 anni fa. Materiale? E così lo fai anche vedere meglio anche in camera. No, questo è in ebano. Questo è quello che tu suoni questo durante... è quello che io suono abitualmente. Abitualmente. Questo è antico, è della fine del 1800, l'ho acquistato
da un antiquario. Ok, quindi solo, cioè sia per le processioni ma anche alla Faradda ovviamente, perché lo ricordiamo, il Gremio della Mercede è dal 2022 che ha questa partecipazione alla Faradda di Gandarelli per il voto a Nostra Signora Assunta. Quindi prima ne utilizzavi un altro? Ne utilizzavo un altro che aveva fatto realizzare Giuseppe Russo ed era in palissandro. In palissandro. Ed è senza chiavi, ha solo i 6 fori più il foro di insufflazione, questo qua. Bene. Questo invece, dicevi? Questo è della fine del 1800 ed è in ebbano. In ebbano. E questo è proprio un ottavino vero e proprio. Bene. Secondo te è possibile utilizzare anche altri tipi di piffero, oppure questo è proprio diciamo, quello identitario per questo genere di suoni? Beh, tu hai conosciuto sempre questo e hai sempre visto questo? Beh, io ho iniziato con quello senza chiavi, certo. Diciamo come quelli che si usavano. In che anno lo puoi anche dire? Nel 1999. Ecco, quindi insomma c'è una certa esperienza, c'è una certa continuità anche negli anni, sebbene non eravate presenti alla Faradda, però comunque tu hai continuato nelle processioni sempre. Esclusivamente, cioè non ho potuto, ovviamente quando ero obriere, quindi ovviamente certo. Quando avevo quella carica lì non suonavo in quell'anno e basta. Anche perché lo ricordiamo, lo diciamo anche a casa, la bandiera era abbigliata, 4 volte. Ecco. Quindi come avete visto, per dare una piccola parte, no, tra le due descrizioni dei suoni, avete visto le divise. Ovviamente per Giuseppe Carta avete visto una divisa che è complementare a quella dei portatori del capocandeliere, no? E quindi è all'interno della squadra di candeliere e anche ovviamente quando andrà nelle processioni. Mentre qui vedete appunto la divisa del gremio e ovviamente essendo gremiante ha utilizzato questa. 2 cose brevi sul tuo ruolo gremiale. Quando hai iniziato, abbiamo già detto ovviamente che hai preso la bandiera e poi andremo a parlare degli altri 4 suoni, brevemente. Quando ho iniziato come... Sì, col gremio. Avevo 13 anni nel 1986. Ti sei avvicinato? Beh, perché comunque... facevo il ministrante a San Giuseppe, quindi ho conosciuto il gremio lì e quindi di conseguenza è stato naturale entrare poi a far parte del gremio. Di modo che così anche coloro che ci ascoltano sanno che è un legame quello di, non so, avvicinarsi ad un gremio, entrare, ma è un legame anche e soprattutto con l'esperienza devozionale. Certo, beh, io l'ho conosciuto lì perché... Cioè non perché dovevi suonare il piffero ed eri attento al piffero, no, quello è una cosa sì, che è venuta dopo. Certo, cioè, prima di tutto sono gremiante, sono nato gremiante e ho conosciuto il gremio perché festeggiava nella chiesa dove io sono cresciuto, dove sono nato. E dall'anno passato ti sei, insomma, Gandarelli, no? Ti sei acciappato sotto a Gandarelli suonando un biffaro. Dall'anno scorso ho avuto il piacere di suonare alla vestizione e anche in alcuni momenti della discesa, anche poi all'ottava. Perfetto. E allora entriamo a descriverli questi suoni. Hai iniziato con una zadda, no? Una rullata. Una rullata, sì. Quindi si parte con quella, diciamo, e poi si inizia col ballo sardo, che è quel passo che accompagna il candeliere quando ruota su se stesso oppure quando comunque inizia la danza. Di seguito poi abbiamo fatto la danza, che in alcuni casi alcuni conoscono come lo zigolo, molto diciamo così, in maniera molto sassarese lo diciamo, no? Insomma. La danza invece ha una forza e una cadenza ben più... Sì, perché ha anche una velocità molto più... Che è legato al movimento del candeliere quando va a zig-zag anche per voi? Oppure... Anche, cioè, si può eseguire anche il ballo sardo anche quando va a zig-zag. Anche perché tutti e due sono legati, diciamo, sì, nella linea comunque musicale, voi non è che vi fermate. No, perché nel momento in cui segui il movimento del candeliere, quindi in base alla... Bene, quindi è un movimento che va anche in crescendo con i passi musicali, perché la danza dà poi questo senso, ma dopo la danza cosa abbiamo visto, cosa abbiamo ascoltato? Il passo di candeliere. Il passo di Gandarelli. Questo passo di Gandarelli che molti conoscono perché è forse anche quello tra i più conosciuti se vogliamo. Quello che si fa quando si accompagna il candeliere prima della discesa. Che lo porti quindi, come si dice, a passo? A passo, sì. Bene. E poi quello che si fa anche quando si riporta poi il candeliere nella sua chiesa
all'8ª questo. Il 22 agosto, 22 lo ricordiamo, quindi. Ecco che possiamo dire che gli 8 suoni per piffero e per tamburo corredano tantissimo quello che è il paesaggio sonoro legato anche agli oggetti sacri, perdonate la parola, ma solo per intenderci, sia dello stendardo maggiore, della bandiera e del candeliere. Perché la bandiera senza accompagnamento non può uscire dalla sede del gremio, così come il candeliere non potrebbe ballare senza accompagnamento. Bene, Gianluca, io credo che possa bastare. Anzitutto, insomma, anzi ancora grazie anche per l'accoglienza ovviamente che il gremio ci ha fatto. Noi siamo veramente felici e contenti di questo aspetto e ci salutiamo a un'altra volta. Asuna, grazie ancora. Grazie. E fra poco restate ancora con noi che ancora c'è una parte di questo documentario. Grazie ancora. Eccoci ancora nella sede del gremio della Mercede e siamo qui in compagnia di Giuseppe Tilocca. Benvenuto Giuseppe Tilocca alle porte della storia, il nostro nuovo programma. Grazie ancora per averci ospitato. Grazie a te Bruno, ti faccio il benvenuto a nome di tutto il gremio della Mercede. Grazie. Molto contenti siamo per questa. Ma è un'opportunità reciproca perché poter renderci partecipi di una fetta importante del patrimonio musicale del gremio è molto importante. E poi legato alla Nostra Signora, ai gremianti, la vostra storia, la tua storia. Tu anzitutto parlaci un po' del tuo ruolo. Che ruolo hai nel gremio? Abbiamo detto, insomma, abbiamo visto, insomma, non sei in divisa, ma non vuol dire che, ma non vuol dire. Assolutamente. Quindi parlaci insomma un po' del tuo ruolo. Anzitutto, qual è il tuo ruolo adesso all'interno del gremio? Attualmente io sono il presidente del gremio della Mercede e attuale obriere in carica, presidente dal 2019. E quest'anno per me è stato un anno particolare, visto che sono stato fortunato ad essere il primo obriere di candeliere nella nostra prima discesa dei candelieri storica e poi da ottobre 2022 ricopro per la terza volta la carica di obriere maggiore. Io quest'anno, anzi l'anno scorso nel 2022 ho fatto 25 anni all'interno del gremio e questa è stata veramente una grande emozione, una grande felicità per me, sia il fatto di essere primo obriere candeliere, sia comunque di ricoprire di nuovo per la terza volta la carica di obriere maggiore. Quindi ci stai facendo capire benissimo che c'è un legame profondo. Non è una questione di curriculum di anni. Io rimango 20 anni, rimango 25, qui c'è una radice profonda legata a voi stessi, No, come persone prima di tutto. Assolutamente, perché comunque diciamo che la mia storia è simile a quella di Gianluca. Con Gianluca ci conosciamo da quando io ero bambino, io sono più piccolo di lui, siamo cresciuti tutti e due all'ombra del campanile a San Giuseppe. Lì abbiamo conosciuto tutti e due il gremio della Mercede e praticamente siamo entrati a farne parte. Abbiamo conosciuto questa splendida realtà che è il gremio e diciamo che è entrato a far parte della nostra vita, quindi è tutto, è tanta cosa, quindi non è solamente il fatto di appartenere al gremio perché è bello questo, è bello quest'altro, ma soprattutto c'è la devozione a Nostra Signora che comunque ci accomuna e ci appartiene in prima persona. Questo è molto interessante, molto bello, anche perché coloro che osservano i gremi, a prescindere dalla faradda, vedono qualcosa, ma non vedono il tutto di quel qualcosa, vedono una parte di quel qualcosa. Beh, diciamo che comunque l'appartenenza ai gremi non è solamente la faradda dei candelieri, certo. Non è solamente il candeliere. Fino all'anno scorso non tutti quanti i gremi presenti a Sassari partecipavano alle scese dei candelieri. Dal 2022 tutte le 13 corporazioni esistenti partecipano alle scese dei candelieri, ma ripeto, l'appartenenza al gremio non è solo candeliere. La cosa principale comunque, almeno per quanto ci riguarda, è la devozione alla nostra patrona, alla Madonna della Mercede. E quello che mi stai dicendo mi sta facendo volgere lo sguardo, e voi a casa adesso lo vedrete, ad una serie di bellezze che sono esposte qui e che adesso tu
gentilmente dovrai descrivere, sia a me ovviamente, ma ai nostri amici a casa, che riguardano Nostra Signora, il simulacro di Nostra Signora, la venerazione, la devozione. Che cosa vediamo noi qui? Sì, certo. Allora, anzitutto la festa di Nostra Signora della Mercede, che noi curiamo particolarmente, si festeggia la prima domenica di ottobre di ogni anno, con una grandissima partecipazione di popolo, preceduta da una novena in preparazione, e poi ovviamente c'è il sabato sera, con la partecipazione ai vespri solenni e alla messa, e poi la domenica mattina con l'intregu, quindi il passaggio della bandiera tra il vecchio Briere e il nuovo Briere, e la sera la solenne processione, alla presenza di tutti i gremi cittadini e di altre associazioni. E ovviamente con la vostra divisa. Assolutamente E sì. quindi quello è un altro fattore che dà, no? Non solo dal punto di vista visivo, quello che si vede, ma è la vostra parte identitaria. È la ovviamente. nostra parte identitaria, assolutamente sì, è una cosa comunque di cui noi andiamo fieri di questo. E queste bellezze che noi vediamo e che poi insomma le immagini ci Quello accompagneranno. che noi vediamo è Cosa si praticamente una parte del tesoro di Nostra Signora della Mercede, una parte perché in questo caso noi abbiamo messo solamente l'oggettistica in metalli preziosi, ma di questo tesoro comunque fanno anche parte gli abiti ricamati, i manti ricamati, che purtroppo per un'esigenza di spazio comunque non abbiamo potuto esporre, ma abbiamo esposto comunque i pezzi più pregiati, diciamo. Abbiamo comunque le 4 corone di Nostra Signora, una corona che viene messa tutto quanto l'anno, che è una corona in argento, in stile napoletano, poi una corona che viene messa durante la novena alla festa, sempre in argento, un'altra corona in argento che ricorda, che è quella dell'incoronazione, che ricordiamo è venuta ad opera del maestro generale dell'Ordine della Mercede, padre Domenico Acquaro, nel 1985. Il calice che viene utilizzato durante i festeggiamenti di Nostra Signora della Mercede, e poi abbiamo 2 pezzi che sono i pezzi più preziosi, diciamo, del tesoro. La corona d'oro di Nostra Signora della Mercede, che viene messa solamente in occasione della festa della Madonna, ed è un'opera di pregevole fattura artigianale, fatta a mano, 1,2 kg d'oro, praticamente è stata fatta con tanti sacrifici e anche con l'opera di benefattori. Poi abbiamo la pettorina che si mette sempre solo in occasione della festa, che raccoglie tutti quanti gli ex voto d'oro che tutti i fedeli hanno donato a Nostra Signora della Mercede per grazia ricevuta, solo pezzi in oro. Abbiamo in chiesa, vicino al simulacro, abbiamo altri ex voto, che sono comunque i soliti cuori in argento, che però fanno capire anche la devozione popolare comunque verso la nostra patrona, che da 40 anni a questa parte, da più di 40 anni a questa parte, è presente nella chiesa di San Giuseppe, nella prima cappella a destra, e noi possiamo notare comunque il grande afflusso delle persone che vanno proprio a pregare e a invocare Nostra Signora. Questo comunque per chi appartiene al gremio è solamente una cosa che può solamente far piacere, è una cosa che comunque crea molta gioia e molta emozione, questo fatto, e infatti l'attaccamento alla gente. Hai detto una cosa molto importante e mi voglio riagganciare, e poi se ovviamente manca qualcosa che non c'è descritto adesso la dirai, ma per coloro che ci ascoltano non potremmo dire tutto in questo documentario, in questa puntata televisiva, ma è proprio anche questo il senso. Andate non solo alla chiesa di San Giuseppe, vedete, no? Tutto quello che appunto ci stanno raccontando loro, ma andate anche alla festa. Seguite anche le altre processioni, avvicinatevi a questo mondo, cercate di capirlo e di vederlo, e così vi renderete anche partecipi e in qualche modo capirete probabilmente, anzi io credo certamente, che cosa loro provano e che cosa vivono, perché ovviamente insomma anche molto tempo voi dedicate a questo, ovviamente, quindi non è solo un qualcosa in quei momenti, è proprio una questione annuale. Ma sono cose che comunque si fanno con piacere. Se si fanno con piacere, la fatica
E non si devozione, sente. anche quello. E devozione soprattutto. E ritornando al discorso di devozione, che cosa mancava nella descrizione di questi bellissimi oggetti? Il puntale. Il puntale, Molto in argento della bandiera, uno dei puntali della bandiera, noi abbiamo 3 puntali che utilizziamo in diverse occasioni. In questo caso abbiamo presente sul tavolo il puntale in argento senza corona, che raffigura comunque l'Immacolata Concezione del Murillo, e viene posto sulla bandiera quando la bandiera è vestita e quando deve uscire le processioni. Questo è uno, poi ne abbiamo un altro. In tutte le processioni questo o quelle diciamo che hanno, non vogliamo dire un maggior valore o meno, ma che magari, non so, la presenza del gremio ha un maggior legame con quel tipo di processione, la vostra festa maggiore? Beh, certo, prevalentemente. Perché avevate anche quello in legno, se non ricordo male. Abbiamo anche ecco. quello in legno che usiamo più abitualmente. E anche in sì, occasioni anche di per una giornate magari con il clima, esatto, ecco. che non ci accompagna il clima, e poi anche per il fatto anche di una questione di leggerezza, mettiamola così, anche una questione fisica. Funzionale. Dai, facciamo, diciamo magari questo. Ecco. Bene. Quindi insomma tu ci hai fatto vedere che c'è un grande apparato di tesoro, magari questa parola non vi è piaciuta, apparato, ma per farvi capire che è un sistema legato l'uno con l'altro, tra il gremiante e quell'oggetto sacro, o poi qualcosa che per altri può essere una cosa semplicemente funzionale, della divisa bella da vedere nel caso, e che in realtà ha un ruolo, tutto ha un ruolo, è un seguito e sono complementari tra loro. La prima volta che hai vestito, e così magari chiudiamo questa, e poi tanto noi vedremo anche qualcos'altro ovviamente di questa sede museo, tu alla fine resterai gremiante. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi andare avanti negli anni, perché un giorno anche tu invecchierai, no? Speriamo di sì. Che cosa significa per coloro che dovranno invece entrare nel gremio? Cioè, fra virgolette usiamo la parola, ci sono vocazioni. Beh, per tutto c'è comunque una vocazione, anche nell'essere gremiante. È una cosa comunque che ti deve piacere, ci devi credere. Come dicevo prima, se la cosa la fai con piacere non senti neanche la fatica. Perché comunque non è semplice far parte di un gremio, non è semplice comunque occuparti di certe cose che comunque ti vengono tramandate anche dagli anziani, non tutti colgono questa cosa. E possiamo fare, perdona se ti interrompo, ma magari loro non volevano, ma possiamo fare una citazione su 2 persone chiave del gremio? Beh, assolutamente sì. Così anche a casa. 2 persone chiave che sono quelle che negli anni '80 hanno ripreso in mano il gremio, che sono Pierangelo Caso e Antonio De Rosas. A loro 2 comunque si deve tutto quello che possiamo vedere comunque sul tavolo, tutto quello che praticamente viene conservato e custodito, perché comunque anche loro hanno dato il loro contributo per poter tramandare a noi che praticamente siamo le future generazioni, o a chi verrà comunque dopo di me, tutto quanto quello che è il gremio, quello che è stato e quello che sarà negli anni. Quindi dobbiamo solamente fargli un grazie, certo, che è sempre comunque poco e limitato, certo, per quello che si meriterebbe. E questo era doveroso dirlo, e possiamo anche chiudere, io credo, questo appuntamento ricordandovi a tutti voi che è un'esperienza visitare questa sede museo, un'esperienza emozionale. Incontrare i gremianti è un motivo in più per farci in qualche modo coinvolgere in quella che è la vita gremiale, e tutto ciò che loro hanno messo a disposizione qui oggi per noi è un motivo di crescita culturale. Il Gremio della Mercede ha un'impronta culturale molto importante in città, anche nel contesto devozionale, e per cui noi vi invitiamo di seguire questo gremio e di avvicinarvi anche alla devozione a Nostra Signora. Grazie infinitamente Giuseppe Tilocca.
Grazie a te. Grazie al Gremio della Mercede e alla prossima puntata. Grazie ancora alle porte della Sturia.